Giustizia è fatta per la giovane di Favara Lorena 40. La Corte d'Appello conferma l'ergastolo per il suo assassino. Annullata dalla Cassazione la sospensione dell'ex vicepresidente della Regione Luca Sammartino. A Palermo da tutta la Sicilia per lo sciopero generale di oggi. Una presa in giro mortificante, l'alternativa della Regione al caro voli. Ottava edizione del premio Serroi. Bentrovati da TVA Notizie. Non c'è stato stress da Covid e la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato l'ergastolo per l'assassino di Lorena 40. Ora si può dire veramente che giustizia è fatta. Il servizio di apertura di Giuseppe Moscato. Nessuno stress da Covid. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato l'ergastolo per l'infermiere calabrese Antonio De Pace per l'assassinio della fidanzata Lorena 40, avvenuto a Furcisicolo, in provincia di Messina, il 21 marzo del 2020. Non era malato di mente ed era nel pieno delle sue facoltà mentali. La sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria ha messo nero su bianco, condannando alla pena dell'ergastolo il giovane, spazzando via l'ipotesi con la quale la Cassazione aveva ordinato un nuovo processo per verificare la possibilità, limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche, della contingente difficoltà di porre rimedio allo stato d'angoscia dell'imputato a causa del Covid. Questo riconoscimento avrebbe garantito a De Pace una pena inferiore. Ieri i giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria hanno invece confermato il verdetto di primo grado, ergastolo. Il procuratore generale aveva chiesto per De Pace 24 anni di carcere con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Giustizia è fatta, ha detto Enzo 40, padre di Lorena, subito dopo il verdetto dei giudici. Lo stesso papà aveva invocato giustizia anche pochi giorni prima della sentenza durante la fiaccolata che si era tenuta a Favara per ricordare Lorena e in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Mia figlia voleva fare il medico, era il suo sogno da bambina, ma gli è stata tolta questa opportunità per mano di un violento. Questa sentenza non è solo per mia figlia, ha detto 40, ma per tutte le donne finite nelle mani di persone brutali. Anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha commentato: è certamente una buona notizia che consolida la fiducia nel sistema giudiziario, ma nessuno può esultare senza avere la morte nel cuore. Per quanta giustizia sia stata fatta, la sentenza non ci restituirà la nostra Lorena. Per la senatrice Daphne Musolino non solo si chiude giudizialmente la dolorosa vicenda di Lorena 40, ma è stato evitato il rischio pericolosissimo che nei giudizi per femminicidio potessero entrare argomentazioni pericolose, quali il riconoscimento delle attenuanti generiche per il timore del contagio da Covid a favore dell'imputato. La Cassazione ha annullato con rinvio la sospensione dell'ex vicepresidente della Regione della Lega Luca Sammartino. No alla sospensione dai pubblici uffici per Luca Sammartino, ex vicepresidente della Regione. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sospensione che era stato emanato al Tribunale su richiesta della Procura e confermato in appello. L'esponente leghista è coinvolto all'inchiesta Pandora, nell'ambito della quale è accusato di corruzione. Il ricorso presentato ad agosto dall'avvocato Carmelo Peluso contestava la decisione del Tribunale della Libertà che il 16 luglio aveva confermato la sospensione di un anno disposta dal GIP. La Cassazione ha disposto una nuova analisi dei fatti e rinviato il caso ad una diversa sezione del Tribunale del Riesame di Catania, che dovrà nuovamente valutare la posizione di Sammartino.
L'ex vicepresidente della regione nel frattempo è stato rinviato a giudizio e il processo inizierà a marzo. L'inchiesta Pandora vede coinvolti 27 imputati accusati a vario titolo di corruzione, voto di scambio politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. San Martino, in base all'accusa, che ha sempre respinto, deve rispondere di 2 episodi di corruzione. Sono giunti da tutta la Sicilia a Palermo per lo sciopero generale, il corteo partito da Piazza Croci. Oggi noi siamo in piazza perché c'è un mondo del lavoro che ha un'idea diversa di paese rispetto a quello che emerge dalle scelte che il governo produce ogni giorno. Un'idea di paese che si basa sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla qualità e sulla dignità del lavoro. Purtroppo questo governo con le sue scelte, a partire da questa finanziaria, nega questi elementi cardine. Basta pensare alla grossa crisi della siccità, basta pensare al fatto che noi siamo di fronte a una grande emergenza, che è il fatto che ogni anno dai 20 ai 30.000 ragazzi e ragazze della Sicilia vanno via da questa terra, e di fronte a uno scenario del genere la politica purtroppo non coglie la profondità della crisi. Mobilitazione nazionale, quali sono le ragioni? Non siamo soddisfatti della legge di bilancio che questo governo ha voluto approvare senza consultarci, tra l'altro. Quando siamo stati ricevuti, dopo che era stata diffusa già la legge di bilancio, abbiamo detto che questa legge di bilancio non dà risposte per i giovani, non crea occupazione, non dà risposte ai lavoratori e alle lavoratrici, perché non ci sono soldi per i rinnovi contrattuali. Oltre 5 milioni di lavoratori aspettano di rinnovare i contratti. Non dà risposte ai pensionati e alle pensionate, perché i 3 euro sono offensivi. Non dà una prospettiva di sviluppo di questo paese. Questa manovra taglia risorse per il sud, taglia risorse per la sanità, taglia risorse per gli enti locali, le nostre scuole, le mense, il tempo pieno che già sono carenti, servizi carenti rischierebbero di sparire. Scendiamo in piazza per un lavoro vero, dignitoso, retribuito, per tutelare i salari. Basta prese in giro, vogliamo veramente un cambiamento. C'è qualcuno che però non ci crede. Ma che se ne facciano una ragione, cioè non ci credono, ma dove si voltano dall'altra parte, sono sordi, ciechi e muti. Ha un accento però nordico, però è qui a Palermo. Ho vissuto 50 anni al nord e adesso sono in Sicilia, vivo a Campobello Delicato, ma lavoro qua a Palermo, conservatore di musica di Palermo. E niente, dopo tanti anni, meno male che questo sciopero generale, mi auguro che il governo faccia un passo indietro, perché deve capire che siamo noi la Costituzione italiana. Il primo articolo forse si sono dimenticati, c'è l'inflazione va alle stelle, tutto aumenta, ma il salario è basso. Noi siamo il popolo che manteniamo tutti quanti e abbiamo bisogno di salario. No, peccato che la CISL non è in manifestazione, perché io penso una cosa, che nelle tre confederazioni io credo tanto, perché la politica oddio faccia suo, ma il sindacato non ha colore. Se siamo qua per fare una lamentela a 360 gradi, perché loro dicono che soldi non ce n'è, che i soldi non vengono presi laddove ci sono in realtà, perché se sugli extra profitti non viene fatto nulla, è chiaro che vengono aumentate le pensioni di 3 euro al mese, cioè stiamo parlando, ma di cosa stiamo parlando? Del nulla. Noi siamo qui per lamentare tutto quello che non va in questo paese, perché è inaccettabile che per una visita medica dobbiamo aspettare mesi. Stiamo parlando da amministrazioni comunali, amministrazioni regionali, non c'è un aspetto che funziona in questo paese, non c'è lavoro, non c'è nulla, i ragazzi devono partire. Noi siamo la Filcams, facciamo parte del settore giovanile, del commercio, del turismo, e quello che vediamo è inaccettabile, è veramente deludente e non fa altro che portare la gente ad andarsene da questa terra. Il treno di Natale per evitare il caro voli, ma è una scelta umiliante per i siciliani. Il servizio. Sul caro voli per la Sicilia finora abbiamo sentito solo tantissime chiacchiere inutili. Un fallimento del governo regionale per agevolare il rientro dei siciliani dal nord, costretti a subire ancora un salasso, una vergognosa storia di presa in giro che si ripete, insomma. E non è certo una soluzione il treno di Natale per il tempo stimato, oltre 22 ore per arrivare a Messina, da dove bisogna aggiungere l'ulteriore tempo per raggiungere le città di destinazione.
Per arrivare ad Agrigento, ad esempio, il totale delle ore arriverebbe quasi a 25. E dire che il treno in questione si chiama Express. Ci chiediamo che tipo di servizio sono convinti alla Regione di rendere ai cittadini. Si convincano almeno che l'alternativa al caro voli è semplicemente umiliante. Ottava edizione del premio Serroi, organizzato dalla CNA Pensionati. Oggi la consegna dei riconoscimenti. Professore Curabba, oggi qui al Gallo l'ottava edizione del premio Serroi, un premio diciamo bello, importante, che si snoda in varie articolazioni, premi alla carriera, premi per le poesie, insomma segno di una vitalità culturale che lei vorrà incidere e inciderà anche nel futuro. Si tratta di un concorso di poesia in lingua siciliana arrivato alla ottava edizione. Un concorso ormai, il concorso va crescendo, abbiamo avuto molti partecipanti e alla fine abbiamo rilevato le più belle poesie consegnando dei premi ai poeti. Con questa manifestazione noi vogliamo intanto onorare i poeti, che sono quelle categorie che cantano l'amore, cantano la libertà, cantano la pace e sono sicuramente delle figure straordinarie, delle figure raffinate che danno un contributo alla crescita sociale, civile e culturale della nostra società. Ma abbiamo voluto anche ricordare oggi dei premi a persone speciali che sono prodigate in silenzio, senza troppo chiasso, sono prodigate per la crescita economica, civile e culturale della nostra società. A queste persone che abbiamo individuato nella città di Agrigento e nei paesi della provincia, oggi consegneremo a premio del loro operato questo riconoscimento che reputo importante affinché loro possano continuare a svolgere il loro lavoro con coraggio, ma anche ritenendo conto che c'è la stima da parte di alcune persone. Quindi poi questo premio, dicevo, onora anche la memoria di un personaggio illustre della città di Agrigento, Giuseppe Serroi, che è stato un poeta, un medico, uno scienziato, un politico, un deputato regionale, uno che una personalità importante dell'Ottocento agrigentino, che si è dato da fare, che ha operato nell'interesse della città e nell'interesse dei cittadini, in modo particolare i più deboli. Ha lottato affinché gli ultimi potessero avere un ruolo nella società. Il premio oggi si svolge all'interno di una scuola che lei ha diretto e ha lanciato e ha fatto crescere negli anni, che è il Niccolò Gallo. Ecco, ciò le suscita un po' di emozione, prese dopo tanti anni che lei ci ha lavorato, poi è andato in pensione. Sicuramente sì, tanta emozione, ma sono contento e felice di trovarmi in questo istituto a cui io per 15 anni ho dato il mio contributo. Una scuola ancora all'avanguardia, con molti indirizzi nuovi, in modo particolare Celeno Gastronomico, che è molto attuale e sicuramente prepara dei giovani che danno il loro contributo nel settore della gastronomia e dell'alberghiero. Claudio Spoto della CNA, un importante appuntamento, questo premio culturale e letterario Serroi, giunto all'8ª edizione. Sì, siamo arrivati all'8ª edizione, un'iniziativa che ormai è affermata nel tempo, con il CNA Pensionati che rinnova questo evento appunto per dare forza e soprattutto anche per fare conoscere quello che è il profilo umano, professionale, ma anche di altri profili che ha avuto nel tempo il Giuseppe Serroi, che è stato un medico, è stato un poeta, è stato scienziato, ha avuto insomma un ruolo molto importante, quindi questo è un momento per fare conoscere questa figura e poi soprattutto perché vogliamo che
la cultura siciliana, che la lingua siciliana venga sempre più diffusa nelle nuove generazioni, quindi con il concorso di poesia in lingua siciliana che è coinvolto anche nelle scuole ma anche i nostri pensionati. Abbiamo 2 sezioni, over 65 e under 65, ecco, questa è anche una giornata di festa perché non dobbiamo dimenticare le nostre radici linguistiche, ma non dobbiamo dimenticare la nostra cultura e chi ha lottato per avere un ruolo importante nella comunità e nella società del territorio argentino. Oggi il Niccolò Gallo ospita un premio importante culturalmente, giunto all'8ª edizione, su una figura storica che è proprio Serroi. Sì, è una giornata particolare qui nel nostro auditorium, per la nostra comunità scolastica, ma veramente per l'intera comunità agrigentina e della provincia, perché si parla di cultura, si parla di poesia e di poesia siciliana, in siciliano, in lingua siciliana. Questo è apprezzabile e il CNA di Agrigento con la sua 8ª edizione del premio di poesia siciliana Serroi offre veramente alla nostra scuola e al territorio un esempio di valorizzazione di quelle che sono le nostre tradizioni, e la lingua logicamente ne fa da principe, per quanto riguarda il recupero della nostra storia. Saranno premiati dei ragazzi che hanno composto delle poesie in siciliano, ci faranno apprezzare proprio questa lingua, che è una lingua musicale, che è una lingua colorita, che è una lingua ricca di tante sfumature. Saranno premiate anche delle personalità del mondo della cultura e del territorio, quindi è un modo per affermare quei principi di conoscenza, di competenza che devono animare tutta la nostra comunità, ma in modo particolare la scuola. Sono ben contenta che questa iniziativa il CNA di Agrigento abbia scelto di realizzarla oggi nella nostra scuola, perché è l'ambiente, diciamo, più naturale, fisiologico, per promuovere apprendimento e per fare cultura. Al concorso di poesia in lingua siciliana Giuseppe Serroi ha partecipato anche il poeta Enzo Argento. Tra i premiati del concorso regionale di poesia in lingua siciliana Giuseppe Serroi, giunto alla 8ª edizione, una targa alla carriera va al poeta Enzo Argento per la prestigiosa carriera poetica puntellata da giurie di livello nazionale. Ecco, il poeta Argento ora ci narrerà la poesia che poco fa ha detto, ha narrato. Luto sapore, chi sciauro di fimme una classe, quando da poi pure passe, punto ogni cosa di luto sapore, come un rasoio dello bicchiere. Niente resta del nostro amore, anche una musica per testare, ma se lo piglia lo mette allo sole, grande diventa e fa il scattatore, che canta nella grazia la benire e con dei frutti a poter venire. Soddisfatto di questo premio, professor Argento? Sì, tantissimo, è un riconoscimento che fa piacere e incita a fare di più e sempre meglio. Come valuta questo premio? Questa iniziativa, questo premio Serroi che il professore Curabba da 8 anni insegue? Il professore Curabba ha fatto un lavoro non facile per cercare di avvisare tutti quelli che hanno avuto il premio, e dietro c'è tanto lavoro che non si vede in presenza, ma merita di essere veramente riconoscente per quello che ha fatto. E tra i premiati dalla CNA anche il direttore di TVA Arturo Cantella, con una targa speciale per l'imprenditoria. Per l'impegno e la competenza, si legge tra l'altro nella motivazione, con cui ogni giorno esercita la professione di giornalista e di editore di un'emittente televisiva privata in un territorio difficile e complesso come quello agrigentino. Arturo Cantella ha dedicato il riconoscimento al compianto Gerry Butera.
Disegno di legge della deputata del PD Giovanna Iacono per istituire il Parco dei Monti Sicani. Arturo Cantella. La deputata del Partito Democratico, l'agrigentina Giovanna Iacono, ha depositato una proposta di legge di iniziativa parlamentare per l'istituzione del Parco Nazionale dei Monti Sicani. L'area interessata è quella dei comuni di Bivona, Burgio Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana Palazzo Adriano, Prizzi, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina e Sambuca di Sicilia. La proposta normativa evidenzia il valore ambientale dell'area dei Monti Sicani, già ampiamente attestata sul piano scientifico, come convalidato da strumenti di tutela internazionale fin dal 1991. La salvaguardia di quel patrimonio, dice la parlamentare Iacono, non può essere lasciato alla sola competenza della Regione Sicilia, che di fatto, dopo la soppressione del parco regionale a seguito di una sentenza del TAR nel 2019 e la contestuale formazione di un comitato per la predisposizione di una nuova proposta di istituzione, non ha ancora concretizzato alcun provvedimento in merito. I Monti Sicani rientrano nelle aree interne, zone caratterizzate da svantaggi geografici, sociali ed economici, ma ricchi di notevoli risorse ambientali, culturali e naturali, agroalimentari, e hanno grandi potenzialità turistiche ed economiche, aree per le quali la politica di coesione dell'Unione Europea prevede strumenti finanziari per migliorare l'accessibilità, promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio esistente, incentivare l'uso delle risorse e incoraggiare il turismo sostenibile. Ritengo, conclude Giovanna Iacono, estendere anche a essi piani di politica nazionale ed europea per la loro tutela e valorizzazione. La mia proposta legge intende istituire il Parco Nazionale dei Monti Sicani, tutelare e valorizzare la ricchezza naturalistica, paesaggistica, idrografica, archeologica e storica di quei luoghi in questione e dotarlo di una gestione e di contributi adeguati dati dall'opportunità di entrare nella rete dei parchi nazionali. Una notizia di cronaca: i carabinieri di Palermo inseguono e arrestano un giovane. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 24enne del luogo già noto alle forze dell'ordine per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio in via Lanza di Scalea, hanno fermato un'autovettura condotta proprio dal 24enne che, in compagnia di una donna, avrebbe tentato di eludere gli accertamenti dei carabinieri, raccontando loro di dover raggiungere urgentemente l'ospedale perché la ragazza che era insieme a lui stava accusando un malore. La pattuglia si è subito adoperata per consentire alla coppia di raggiungere il più velocemente possibile l'ospedale, ma pochi metri sono bastati ai militari per comprendere le reali intenzioni dell'indagato, che invece di dirigersi verso l'ospedale più vicino si è fermato dinanzi a un esercizio commerciale. Quando i militari dell'Arma si stavano nuovamente avvicinando all'autovettura per chiedere spiegazioni, il giovane si è dato alla fuga guidando a elevata velocità tra le strade cittadine. Durante la folle corsa il giovane ha raggiunto il parcheggio di un centro commerciale dove ha speronato un'altra auto dei carabinieri intervenuta per aiutare i colleghi. Nonostante l'urto, il 24enne, mettendo in serio pericolo l'incolumità di persone e automobilisti presenti all'interno del parcheggio del centro commerciale, ha proseguito la fuga tallonato dalla gazzella del radiomobile fino a raggiungere Viale Francia, dove ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale. L'indagato ha inoltre tentato di scappare provando l'ultima fuga a piedi, ma è stato raggiunto dai militari, con cui ha ingaggiato anche una colluttazione, venendo poi immobilizzato anche con l'utilizzo dello spray al peperoncino. Gli accertamenti amministrativi hanno evidenziato che l'uomo era alla guida di un'autovettura non assicurata e privo della patente di guida perché mai conseguita. I militari per la colluttazione sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. Il GIP del Tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La Regione si è costituita parte civile per l'incendio a Strompoli. Vediamo.
La regione siciliana ha deciso e si è di fatto costituita parte civile nei procedimenti penali per il disastro ambientale a Stromboli per il rogo del 25 maggio del 2022, in corso al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Lo ha deciso la Giunta Schifani nella riunione tenutasi a Palazzo d'Orleans e la richiesta è stata presentata già dall'assessorato del territorio e dell'ambiente e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione. L'incendio si era sviluppato in località San Vincenzo, al di fuori del centro abitato, in una zona di vegetazione spontanea dove si stavano svolgendo le riprese di una fiction televisiva. Il vento aveva poi favorito il propagarsi delle fiamme che devastarono centinaia di ettari di macchia mediterranea dell'isola delle Eolie, rendendo necessaria l'evacuazione di alcune persone per precauzione. Per contrastare il fuoco erano intervenuti gli uomini del Corpo Forestale della regione, i carabinieri della stazione locale, la Guardia Costiera di Lipari e i vigili del fuoco già presenti sul set. Era stato necessario l'intervento di 2 mezzi aerei. La fiction fu poi trasmessa, nonostante la contrarietà dei residenti di Stromboli e la richiesta della regione siciliana di sospenderne la messa in onda. Si prospettano nuovi esami scientifici nelle sale operatorie a Messina. Il servizio. I dati del rapporto Svimez dipingono un quadro allarmante per la Sicilia, tra spopolamento, fuga di cervelli e un sistema educativo che rischia il collasso. Lo dicono Alfio Mannino e Andrea Rizza, rispettivamente segretario generale della CGIL Sicilia e segretario generale della FLC CGIL Sicilia, commentando il report presentato nelle scorse ore dall'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Negli ultimi 20 anni, spiegano, la regione ha perso 70.000 residenti verso l'estero e nel solo 2023 ben 30.000 siciliani hanno lasciato l'isola per trasferirsi al centro-nord. Si stima che entro il 2050 la popolazione si ridurrà del 18,1%, un declino demografico che mette a rischio la tenuta sociale ed economica del territorio. Estremamente preoccupante il dato che riguarda la popolazione giovani con alti livelli di istruzione, la cosiddetta fuga di cervelli, che priva il Sud delle sue forze migliori. Negli ultimi 10 anni quasi 200.000 giovani laureati meridionali hanno abbandonato il Mezzogiorno, spinti a cercare fortuna altrove. Tale declino demografico si ripercuote anche sul sistema scolastico siciliano. Dal 2018 al 2023 il numero di alunni tra i 5 e i 14 anni è diminuito del 10%, con una perdita prevista di oltre 89.000 studenti entro il 2035. La situazione è ancora più desolante, continuano Mannino e Rizza, se si guarda all'edilizia scolastica, in particolare alla presenza di mense e di palestre. In Sicilia solo il 18% degli edifici scolastici di scuola primaria è dotato di mensa. Questo dato è di gran lunga inferiore alla media nazionale, che si attesta al 26% per il Mezzogiorno e al 54% per il centro-nord. Ciò ha un impatto significativo sull'offerta educativa e sulla possibilità per le famiglie di conciliare vita lavorativa e impegni familiari. In Sicilia solo il 12% degli alunni della scuola primaria frequenta il tempo pieno, contro una media nazionale del 41%. La scarsa presenza di mense scolastiche in Sicilia rappresenta un ostacolo significativo al miglioramento del sistema educativo regionale. Tutto questo, aggiungono, è figlio di una sottovalutazione cronica del ruolo cruciale che l'educazione riveste nello sviluppo economico e sociale del Paese. L'Italia è, infatti, fanalino di coda tra le grandi economie europee per spesa in istruzione. Particolarmente allarmante il dato relativo alla scuola dell'infanzia, dove l'Italia destina appena lo 0,75% della spesa pubblica contro il 2% della Germania, evidenziando una mancanza di attenzione alla fondamenta del percorso formativo. Anche la scuola primaria e secondaria di primo grado soffre di finanziamenti insufficienti rispetto alla media europea, un gap che compromette la qualità dell'istruzione di base e rischia di amplificare le disuguaglianze territoriali e sociali.
Investire in istruzione, concludono Mannino e Rizza, non è solo una questione di giustizia sociale, ma una necessità strategica per rilanciare la competitività del Paese. Continuare su questa strada significa condannare le future generazioni a opportunità ridotte e il sistema economico italiano a una stagnazione strutturale, rendendo impossibile la transizione verso una società e un'economia basata sull'innovazione e la conoscenza. È urgente un cambio di rotta che metta l'istruzione al centro delle politiche di sviluppo, con investimenti adeguati e duraturi per garantire un futuro più equo e prospero. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.